Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comandante Veneziano, siamo a Austin, Gran Premio degli Stati Uniti, Fioi, e siamo in quarta posizione in griglia. Veramente ho fatto una gran qualifica, questo circuito mi piace, lo sapete, Austin è una gara favorevole, dobbiamo fare assolutamente punti ridati. È previsto nuvoloso dopo qualche schiarita, quindi non è prevista pioggia per la gara odierna. La strategia è questa e direi di partire subito. Beh ragazzi, è un'occasione d'oro di fare almeno un podio. Dopo la prima curva devo stare assolutamente prima per evitarmi il rischio di incidenti, che Austin nelle prime curve è famosissima per gli incidenti. Oddio, partenza abbastanza di merda intanto. Ottimo. Abbiamo Alfonso davanti però. Incredibile Alfonso. È nel primo settore che devo fare il giro io. Lo so, Austin è così. Vabbè, stavolta non è successo niente. Mamma mia, qua ho rischiato. Devo stare attento, cazzo. Ammazza le due McLaren, prime e seconde. No. Dai, cazzo, che leggenda. Sarebbe incredibile fare un podio, dai. Alonso se n'è andato di gran carriera. Non sono stati incidenti per fortuna alla prima curva. E le prime curve sono veramente pericolose qua. Perché poi quando ci saranno il 50% il prossimo anno sarà molto diverso, nel senso avremo molte possibilità di safety car e casini, per quanto devo dire che i colpi di scena e il divertimento c'è stato quasi su ogni gara, poi che grazie al cume pazzo oltretutto che dà sempre quella variabile incredibile che secondo me è fondamentale, perché essere troppo perfetti secondo me ti spacchi i coglioni. Comunque anche se c'è il tempo stranuvoloso, come abbiamo visto non è prevista pioggia qui a Austin, però sarà dura tenere anche il secondo posto. Giro record di Alfonso, ragazzi, 1,40 per Alonso, da fermo 1,40, catroia. Complimenti ad Alfonso, signori. Io purtroppo ho finito lo sviluppo forse troppo presto, Però d'altronde il mio obiettivo è quello di andare via dalla Renault, non voglio rafforzarla troppo. Io voglio andarmene dalla Renault il prossimo anno. Spero di avere qualche offerta, cazzo. Anche la McLaren mi piacerebbe andare a tornare nella scuderia di Woking e riportarla ai fasti. Io Alfonso, sarebbe bello, cazzo. Aspettando la chiamata della Ferrari. Bruttissima questa. Mi supera anche Rosbiff. Però ce la riprendiamo per fortuna. Cazzo, rischiamo lo sandwich. Rischiamo sandwich. Bisogna stare attenti ragazzi, cercherò di stare attento il più possibile, ma non è semplice. Comunque Alonso se ne sta andando, La cosa è un po' troppo ufficiale per i miei gusti. Difficoltà leggenda, con un monoposto con le prestazioni siamo a metà classifica. No, forse anche meno. Siamo davanti solo a Sauber, Manor, Force India e basta. 3 da 3 ne abbiamo davanti. Cioè, dai. Veramente poca roba, Non siamo messi a benzina. Siamo entrati nel terzo giro, da adesso il DRS standard. Devo tenere. Bravo Kume. Alonso in fuga ragazzi, ma aspetta, andavano posto 100 volte superiore alla mia. Devo stare molto attento anche ai pit stop, perché devo andare subito, non posso andare. Le gomme sono al 19% comunque. Quindi stiamo guidando abbastanza bene.
Sento che ho Ricciardo veramente attaccato al culo, fioi. Devo lasciare l'esterno. Sono più veloci, fioi. Non posso farci niente, non anche il DRS. Adesso devo stare là. Beh, però qua... attenzione, però qua si è proprio messo in mezzo. Non è solo colpa mia, mi dispiace. Da kamikaze è arrivato Ricciardo, fioi. Guarda, adesso arriva anche Rosby. Sto prendendo le posizioni, purtroppo. Troppo veloci. Posso fare bene in qualifica perché è un giro secco, ma... cosa ho fatto, cazzo? Mamma mia, che nervi, oh. Calma, Kuma, calma. La distanza dal primo è 10,7 secondi. Sto girando lento, però, Mi sembrano anche loro abbastanza kamikaze, però, sinceramente. Aia. Basta, il terzo è penalità, ragazzi. Poi però che tempo sui cordoli. Quindi non capisco perché mi danno l'avvertimento. Ecco, posso solo difendermi così, fioi, non ho alternative. E cosa ho fatto? No, guarda, non che credo. Adesso voglio guardare il replay. Sì, cazzo. Porca di quella stronza. Voglio vedere adesso se è colpa mia. Guardiamo quello dietro. Guarda il merda, Vardio. Guarda, faccio niente io. Ecco. Grazie. Grazie. Ma vaffanculo, va. Ma vaffanculo. Ok, d'accordo. Riduci la velocità. Il delta è troppo basso e rischiamo una penalità. Dai, stronzo. Ma non ho parole. Non ho parole, fioi. Una vergogna. Vabbè, qua se è colpa mia veramente me ne vado, Me ne vado. Indescrivibile lo schifo. Indescrivibile. Non ho parole. Che cazzo faccio? Sì, scusate, vabbè. Safety car in pista. Julian è rientrato ai box. Dai, veloci. Vai, sarà in gara all'uscita dai box. Ok, e adesso speriamo. Ok, evita la linea bianca all'uscita dai box. Se l'attraversi ci becchiamo una penalità per guida pericolosa. Sì, vabbè, fanculizzati, troia di un ingegnere di merda che tu. Gara compromessa per un coglione, Dio santo. Ok, io posso. Ho fatto degli errori a Suzuka, però se qua è colpa mia, cioè. Se qua è colpa mia. Don not parole, Beppe. Don not parole. Momento veramente sfortunato anche per Veneziano, perché veramente non lo sarei mai aspettato essere beccato così in una curva poi lentissima, quindi come resta dietro Hamilton. Ma posso superarlo? Accodati agli avversari, stai restando troppo indietro. Ricorda che la distanza dalla vettura che ti precede deve essere pari o inferiore a... Ma non ho capita questa. Mi ha fatto superare Kiat, perché?
Vabbè, meglio. Forse Chiatta ha fatto una penalità, forse. Eh sì, è l'unica spiegazione. Undicesimi siamo, Mamma mia. Ormai siamo dietro la safety car, perfetto. Tantissimi va nei box. Fantasticus. Incredibile, Fioi. Bene. Molto molto bene. Quindi la strategia giusta è andare subito ai box. Siamo terzi però. Ok, la safety car è là. Forse ci ha dato una mano il buon Bottas, forse. Bah, per carità, in realtà ero terzo prima dell'incidente, sono terzo adesso, quindi ci mancherebbe anche altro, insomma, brutto stronzo di un finlandese di merda che è la fidanzata strafiga, però. Cosa fa? Mamma mia, Hamilton. Ragazzi, ci siamo. Siamo pronti. Davanti c'è la McLaren che probabilmente non è andata ai box. Miscela grassa. Oh sì, no, forse. Non capisco, sì. No, boh. Non ho la certezza assoluta, vabbè. Sì, ha le gomme gialle teoricamente. Ok, siamo ritornati nella posizione dove eravamo prima di quel coglionazzo di Valtteri. E adesso vediamo, ricomincia la battaglia. Ma non posso ancora superare quella troiazza. Vai. Ricomincia la battaglia. Speriamo di essere tamponati ancora, perché stavolta non è colpa mia neanche, in nessuna vita è colpa mia. Siamo di nuovo terzi, come giusto che sia. Vai. Ancora bandiera gialla, che è successo? Mamma mia, se ne stanno già andando, pressione. Alfonsino è primo, lo sappiamo. Rosberg ha pagato un po' perché era il treno, c'è un tappo devastante. Sì. Devo lasciarli passare, se no rischio anche l'incidente. Che due coglioni però. Leggende così, ragazzi. Vabbè, ciao. Ho tenuto finché potevo, ma ancora? Ma porca troia però, dai, basta cazzo. No, veramente torno esperto e le vinco tutte, Purtroppo ho ancora, non ho ancora una monoposto da leggenda, c'è poco da fare. Però esperto vinco. O comunque faccio risultati incredibili. Che due coglioni, oh. Troppa differenza tra esperto e leggenda, troppa. Come siamo messi a carburante? Il podio chiaramente è andato. Rischiamo di prendere qualche punto, dai, nella speranza che non ci tamponi qualcuno, perché ormai ho capito che se cambia qualcosa te lo facciamo sapere. è impressionante. Altro giro andato. Che dura, raga.
Allora, sto cercando in tutti i modi di tenere. Ho io l'interno adesso, ecco. Da quando l'esterno rallento io, ma l'interno io non rallento mai, basta. Il distacco dalla vettura davanti è 2,9 secondi. Mamma mia, un'agonia sti ultimi giri. Devo mettere per forza standard, se no il motore esplode. Ho 6 giri consecutivi, così no, lo 6 no, però adesso rischio anche tanto. C'ho 96% era il motore. Se lo lasciamo un attimo respirare. Mamma mia, che gare però, fioi. Certo non ci annoiamo, quello è poco ma sicuro. Però veramente c'è il tappone cumendiano. Ma a leggenda con la Renault, con queste prestazioni qua non posso fare di più, raga, veramente, ve lo dico. Proprio impensabile. Two laps remaining. Due giri alla fine. A sufficienza per altri 3 giri. Sì, lo so, ma aspetta un attimo, mettere la miscela elevata. Va bene che quinto posto, cazzo. La miscelotta grassa. Già con Hülkenberg cioè, sono leggermente più tranquillo, nel senso, con una McLaren, una Mercedes e una Toro Rosso mi superano dopo un giro, almeno con la Force India me la gioco un attimo di più, perché ha delle prestazioni come le mie, ma è anche reale, ci sta. Però mi dispiace perché speravo di fare il podio qua. Ci speravo in un podio irridato, invece niente. Potrebbe arrivare il classico quinto posto comendiano, che ne ha fatti tantissimi. Sto anche guadagnando qualcosa adesso, vedi. Comunque è molto bello, perché se con la Toro Rosso, McLaren e Mercedes ero in difficoltà, con Hülkenberg riesco a stare leggermente più tranquillo. Brava Codemaster. E comunque con una monoposto di fascia medio-alta qua posso vincere, una leggenda. Sbagliare però le mie curve proprio l'ultimo giro, no, grazie come. È che non stiamo andando male, cazzo. C'è anche la Toro Rosso è superiore alle noi di prestazioni, Abbiamo solo Force India, Sauber e Manor dietro. Dovevo aspettare un po' prima di fare il blocco delle abilità, cioè dello sviluppo per i gettoni. Però d'altronde non voglio neanche rafforzare troppo la Renault, perché il prossimo anno voglio andare via. Tanto vince Gigi, vittoria per Hamilton, torna alla vittoria a Gigione. E penso torna anche primo nel mondiale il porco di Hamilton. Catroia. Mi sto cagando addosso, ragazzi. Meno male che avevo Hülkenberg dietro. Rosberg è proprio quanto ha recuperato Nicolino. Bravo Nico.
Buon quinto posto per Veneziano. Rosberg. Mamma mia, Rosberg secondo me è andato dritto sul muretto. Bravi. Well done, bravo job. Buon quinto posto comunque. Conquistano un'altra vittoria. Fantastico. Ecco i piloti che escono a prendere Cerimonia. da portare a Brackley dopo un altro Gran Premio. Hamilton, eccellente. Alfonso, Verstappen. E dopo questa gara diamo un'occhiata alla classifica del mondiale piloti. Lewis Hamilton conquista la vetta della classifica piloti. Siamo sempre settimi nel mondiale con 138 punti. Ricciardo, Bottas e Verstappen si sono allontanati, anche Vettel. Secondo me il pilota del giorno è Nico Hülkenberg. Sì, giusto. Costruttori un buon quinto posto con 143. Noi ne ho fatti 138, lei anche Palmer qualche punticino l'ha portato a casa. Ma i punti di vantaggio della Mercedes sugli inseguitori aumentano. Siamo arrivati al termine di questo Mamma mia, weekend. costruttori, una super Mercedes, ragazzi, mamma mia. Raga, sotto il comandante veneziano. Siamo ormai alla fine di questo mondiale incredibile, mancano mi pare 2 gare, quindi forse sì, Interlagos e Abu Dhabi. E niente, sotto il comandante veneziano. Ciao!